questa 12ª edizione del Volo del Jazz. Un appuntamento completamente diverso da quello che avete potuto assistere la settimana scorsa, come è giusto che sia, se noi vogliamo presentare quello che di meglio può esserci in un panorama del jazz contemporaneo, dobbiamo portarvi i vari paesaggi, le varie viste che vi può dare il jazz in questo momento. Quello di questa sera io l'ho definito un concerto esplosivo, ci permetterà di toccare sonorità nordiche a ritmi giamaicani, un concerto veramente unico. Vi faccio presente che sono solamente 2 date italiane, la prima è qui a Sacile, la seconda sarà domani a Milano. Assessore, facciamo un saluto da parte della nostra città. Un applauso a Paola. Buonasera anche da parte mia, qui nel portare il saluto dell'amministrazione comunale del sindaco Roberto Ceraulo. Mentre entravo mi dicevo: Paolo, anche stasera piacevolmente il teatro pieno di pubblico, ma non solo, questo è un teatro pieno di proposte, ricco di proposte, tutto quanto l'anno. Siamo partiti con 3 settimane fa con l'avvio della stagione di prosa, che ha realizzato anche quest'anno il tutto esaurito, quindi per noi vedere il pubblico presente, che partecipa, che è soddisfatto, è la prima e più grande soddisfazione, perché significa che tutti insieme abbiamo centrato un obiettivo. Il Volo del Jazz all'interno di questa programmazione annuale riveste un ruolo fondamentale, diventa un punto importante nelle iniziative culturali della nostra città, e non solo, perché il Volo del Jazz richiama interesse ben oltre i confini della nostra regione. Quindi a loro e a tutta l'organizzazione va il nostro sentito ringraziamento. Ecco, loro hanno saputo negli anni crescere, maturare, consolidarsi e accreditarsi, dicevo, un ruolo importante. Hanno ricevuto, ma hanno dato molto, perché l'organizzazione del Circolo Controtempo ha fatto rete con il territorio, ha fatto sinergie, ha creato rapporti virtuosi e ha restituito anche, in particolare questa sera mi sento di dire, ci sono 40 ragazzi dei licei di Sacile, che ricordo il nome. Avviciniamo quindi un pubblico giovane, quindi bravi veramente, complimenti, perché non è cosa da poco. Da parte mia, insomma, da parte dell'amministrazione sicuramente tutta la vicinanza, l'amicizia e anche l'accompagnamento nella vostra, come è sempre stato anche nelle passate amministrazioni, di questa rassegna. Auguro a tutti una serata di buona musica e un buon proseguimento anche all'interno di questa splendida rassegna. Nuovi paesaggi, e anche questa sera abbiamo una visione diversa di questo globo grazie a Pierluigi Slis, che per questa sera ha sviluppato un altro aspetto di queste opere che ci accompagneranno per tutta la rassegna. Troverete all'uscita un omaggio per Pierluigi, per tutti voi, nuovi paesaggi che si aprono anche in altri campi. Oltre alla settimana prossima, che verrà offerto a tutti voi il calendario Jazz per la solidarietà, quindi non mancate la prossima settimana, perché è un concerto veramente interessante, un'altra visione del mondo jazz. C'è in piedi anche un progetto multidisciplinare. Qui con me c'è Flavio Saluto, che con il Circolo Controtempo ha curato questo nuovo progetto, e ho il piacere insomma di farvelo presentare. Grazie Flavio. Il progetto di mercoledì 30 al Teatro Berti di Pordenone, al Retropalco, è una replica di un bel esperimento, di una bella iniziativa che ha fatto l'anno scorso, Jazz Loft, un concerto memorabile che è stato anche su tutte le pagine dei quotidiani nazionali, due repliche, insomma un evento memorabile. Abbiamo pensato di continuare, visto che avevamo avuto riscontro. In quel caso abbiamo fatto incontrare jazz e fumetto. Questa volta jazz e letteratura. Per cui sempre al Retropalco, questo luogo molto suggestivo, molto confortevole e intimo, ci sarà uno spettacolo in cui Vitaliano Trevisani, scrittore, regista, attore, racconterà in
forma teatrale alcuni brani tratti dai suoi romanzi, dai suoi racconti, accompagnato da un gruppo musicale che sono i Malkut, una delle formazioni più interessanti del nuovo jazz italiano. Tra l'altro sono anche buona parte friulani, per cui è un motivo in più di orgoglio perché facciamo lavorare anche gli artisti del nostro territorio. Come facciamo allora? C'è questo incontro tra due discipline, il jazz, la musica, la letteratura sul palco, e a tutti gli spettatori che verranno verrà omaggiato un volume che è una vera e propria produzione originale, per cui lo troverete solamente se venite a Teatro Verdi. Eric Dolphy, più grande di Charlie Parker, Vitaliano Trevisan, due racconti di Vitaliano Trevisan sul jazz che non sono più disponibili da tempo in libreria, furono pubblicati anni fa, ma non ritrovate più se non nella versione francese per Gallimard, illustrati con 5 illustrazioni inedite di Squaz. Per cui vi aspettiamo tutti al Teatro Verdi mercoledì 30. Come potete vedere, le sinergie sono